e difende i pali della squadra ospite. Ottima l'azione d'attacco e pregevole la conclusione di Angela Prela. Cozzi, Villarroel, Di Prisco prova a penetrare, Chiara Priolo già protagonista. Minuti e mezzo trascorsi in questo primo tempo. Marianela Tarbuk si fa largo come sa far lei, perché il recupero è di Mariana Tanic, ma Bernabei non perdona il successivo errore. È ancora bravissima Di Prisco, Villarroel, Ateba, pallone scaricato bene per Antonella Coppola, che è lo specchio della porta, ragion per cui Villarroel ha una buona opportunità, serve Marianela Tarbuk e arriva il +5, grande parata, Ateba scarica ancora per il capitano Lorena Bernabei, palla per Tarbuk che sta giganteggiando nella sua posizione di pivot. I genitori a fianco, la famiglia, gli amici, c'è chi lo supera, c'è chi no, magari è ancora piccola e con il futuro. Un buon impatto, tutto un andare completamente diverso. Brava nell'occasione con il numero 31 Tanic a realizzare. Finisce qua il primo tempo. -6 per Padova. Cozzi, Pessoa bene in casa, prova ad aumentare il ritmo, la formazione Ricina. Pessoa va a segno, anche lei grande protagonista di questa prima fase di stagione, volgendo a Chieti. Domani gara decisiva contro il Lussemburgo. Altro bel gol, andrà lì a cercare di mantenere il primo posto. Questa ragazza sta facendo bene questa sera, Emma Salvaro, e riporterà tutte le formazioni di questo torneo a 6 gare giocate. Prela va a realizzare, venta dal duo arbitrale, ragion per cui si torna nella metà campo difensiva delle Arpie. Prela, Tanic, conclusione, sfondamento sanzionato all'attaccante padovana. Ora Meneghini con palla in mano. Prela va a realizzare con pervicacia la numero 21 Cori, di cui Bollerici, Ateba, Bernabei. Nicole Bernabei, le viene sanzionato fallo in attacco. Conosco la maggior parte di loro perché le abbiamo avute anche nel settore giovanile e nazionale, quindi oggi, come dicevi tu, è la parte a Bernabei. Trascorrono lentamente i minuti, siamo al 54esimo. È brava Angela Prela a portare a -3 le sue dopo una finta. Naturalmente Ocorie, Salvaro questa volta perde palla, Cozzi, Tarbuk, situazione di soprannumero che la Di Prisco riesce a concretizzare nella maniera migliore. Sarà un incontro interessante, mentre Francesca Di Prisco va ancora a concludere. Finisce qui.